Allora, quando lei accennava umanesimo digitale sarebbe industria 5.0, no? Quindi la fase successiva in cui Quella che i giapponesi chiamano 5.0, bravissimo. 5.0, cioè proprio l'uomo al centro del tutto. L'uomo al centro Quindi e un po' quindi sul non tema. la tecnologia che governa l'uomo, ma l'uomo che governa la tecnologia. Detta Perché la così è utilizza, banale, infatti, però noi... ma per utilizzarla dobbiamo sapere, conoscere. mancano perché adesso la tecnologia non è veramente a supporto dell'attività, sì dà un aiuto ma non così importante, la sfruttiamo No, poco. però il passaggio, faccio un esempio banale, noi dal 17 al 21 di ottobre abbiamo il più grande festival digitale italiano, si chiama Digital Meet, sull'alfabetizzazione di cittadini e imprese. Bene, cosa andiamo a fare sostanzialmente? Andiamo a spiegare alla signora Maria che va al supermarket come potrebbe usare una password banalissima con un alto, una bassa, uno stampatello per proteggere meglio il proprio smartphone. È una banalità forse, ma se ognuno di noi incomincia da simili accorgimenti molto basic, molto terra-terra, o come sfruttare Note, che è l'app che c'è in quasi tutti i telefonini nella home page, quindi se tutti sanno utilizzare, probabilmente riescono a ricavarne un utilizzo più intelligente e lo sfruttano questo mezzo. Oggi si sa poco perché siamo tutti autodidatti di queste Certo. cose, è un learning by doing, come viene detto, si impara utilizzando, e viceversa invece sarebbe interessante che tutti facessero un po' di alfabetizzazione. Posso raccontare che sempre nell'ambito di Digital Meet in questi giorni, credo finisca domani, dopodomani, quasi 350 persone over 65 hanno partecipato in tutta la provincia di Padova a questi tipi di corsi di formazione. C'è stato un successo incredibile, ecco, quindi c'è voglia di imparare, c'è molta richiesta e noi dobbiamo, istituzioni, associazioni di categoria, soddisfare questa richiesta. Ecco, è un problema che è stato riscontrato, se ne è parlato anche proprio quando si vuole approcciare al 4.0 per gli artigiani Sì? e con i risvolti, della facilità di impiego, cioè tante volte questa tecnologia non tiene conto che non è utilizzata da ingegneri elettronici, è fatta da ingegneri elettronici ma dovrebbe essere rivolta alla signora Maria, ma non è sempre così. E quindi ci sono dei problemi di non facilità di approccio, di difficoltà, quando dobbiamo tener conto che ovviamente non è che uno deve avere una laurea in astrofisica per poter capire certi meccanismi, forse non li utilizza perché non sono immediati, quindi c'è l'accessibilità sono della d'accordo, tecnologia. però come tutte le cose bisogna che ci dedichiamo. Io ho un caso in famiglia, mio papà che ha oggi 89 anni, che ha provato, aveva una voglia incredibile un paio d'anni fa di approcciarsi a internet, quindi ho avuto un caso in casa di quello di cui sto parlando, ci ha messo tutto l'impegno possibile ma poi alla fine ha mollato. E il suo problema principale, sembrerà una banalità, è il touch screen, il touch, cioè quello che noi facciamo in maniera normale, come niente fosse ormai, che addirittura il bambino piccolo va sul televisore di casa e cerca touch perché anche se non riusciva a centrare è interattivo va subito a toccare. Bene, per una persona di una certa età diventa un problema anche questi piccoli dettagli. Quindi purtroppo credo che dobbiamo spingere molto nella formazione. Sì, ma lì io proprio dico, la tecnologia non è fatta, anche se io ti formo, diciamo che ci sono persone che hanno un livello diverso di comprensione. Anche lì lei ha fatto un esempio eclatante di una persona di 90 anni, perfetto. Certo. Molti arriveranno a 90 anni che non saranno, che lo sanno fare ma non sapranno più in grado di farlo perché la mano tremerà e quindi prenderanno il tasto sbagliato e quindi non saranno in grado di... certo, per forza, perché non è fatta, è fatta per un certo fascio, un certo target e non si va oltre. Non c'è dubbio. E quindi certi processi, sì, è stupido dire, ma è inutile che mi serva la tecnologia solo per fare Facebook, WhatsApp, tutte queste cose stupidaggini. Deve servire per altro, mentre in Cina, per esempio, è molto più utilizzata perché lì sì e qui no. Allora, la Cina è un approccio diverso e più recente rispetto al nostro e con tecnologie molto friendly, come si chiamano. Quindi da quello che conosciamo sulla Cina, sicuramente loro hanno iniziato con generazioni più giovani e questo ha permesso di digitalizzare il paese a una rapidità pazzesca. L'Italia è nel mezzo, cioè un paese mediamente più vecchio,
voglio dire, noi non siamo l'Estonia, che è un po' il fiore all'occhiello dell'Europa, che viaggia velocissima. Ma sì, l'Estonia viaggia velocissimo. L'Estonia, non a caso, il commissario europeo al digitale è un estone, e li ho incontrati, sono venuti da Tallinn anche l'anno scorso. E l'Estonia è un po' l'esempio, sia sulla sicurezza cyber security, perché si sono difesi dalla Russia per tanti anni, quindi avevano battaglie e tutto nasce sempre dalla sicurezza, sia sulla pubblica amministrazione, che ha praticamente tutto in rete, alcune parti addirittura il voto elettronico, sia hanno la carta di identità, ovviamente quella che in Italia non è mai partita, la cosiddetta SPID, come la chiamano in Italia, che lì è già vigente da anni a Norum. Quindi su molti esempi l'Estonia è un po' uno degli esempi europei sul digitale. Ecco, ma perché anche bisognerebbe agire il digitale sul piano anche della pubblica amministrazione? Che poi aziende che sono digitalizzate hanno difficoltà a rapportarsi, perché hanno processi rapidi, veloci, eccetera, che si auto-implementano con la pubblica amministrazione, che invece ti richiede, cioè, una roba devastante, il cartaceo assolutamente, che poi se non ha il bollo, non ha questo, non ha quest'altro, l'autorizzazione, il permesso, la firma, tutti i processi che rallentano tantissimo. Allora le faccio un esempio molto concreto. Antonio Samaritani, che fino a 2 mesi fa era il direttore generale di AGI, dell'Agenzia Italiana del Governo sul Digitale, mi raccontava un anno fa che quando c'è stata la richiesta alle imprese, l'imposizione alle imprese di fare le fatture elettroniche alla pubblica amministrazione, bene o male borbottando, ma il 98-99% delle imprese italiane si è messa in regola e l'ha fatto, perché poi siamo anche molto efficienti, nel nord-est ancora di più. Peccato che dall'altra parte della filiera chi riceveva questo non era preparato, il dipendente comunale del comune tal dei tali, e stampava le cose. Quindi ci siamo trovati con le imprese che hanno mandato tutto in digitale regolarmente, velocemente, e dall'altra parte nel 60-70% dei casi, spero che in quest'ultimo anno sia stato ridotto questo dato, la PA che stampava regolarmente montagne di carta, perché non sapevano poi dove allocarla, nei contenitori, nei fascicoli. Ecco, quindi questo mi torna a dire che è un problema di mentalità, io la chiamo formazione, di cultura. Cioè il vero digital divide non è solo quello della banda larga, che esiste in molte zone del paese ancora, ma il vero digital divide è quello culturale, cioè di avvicinare le generazioni, chi sa e chi non sa, le razze, le culture, in questo caso i dipendenti della PA che non sanno poi cosa farne se non stampando il foglio che gli arriva. E che questo è gravissimo, vabbè, che è un modo per io dico sempre, cioè la struttura burocratica cerca di automantenersi per mantenere le proprie posizioni, altrimenti poi si scopre che tante figure non sarebbero. Probabile che ci sia anche sacche di questo tipo, credo che sia oggetto del dibattito politico di questi giorni. E quindi c'è anche questo aspetto qui. E per quanto riguarda sempre Industria 4.0, quindi fase ulteriore, diciamo così, tecnologia che entra a piede pari nell'azienda per essere realtà produttiva, quindi per portare dei risultati. A che punto siamo in Veneto? Lei rappresenta gli industriali che hanno approcciato o non hanno ancora approcciato questa realtà. Allora, il dato più o meno che ci siamo fatti è che un 25% delle imprese nostre del Triveneto, quelle più grandi, l'abbiamo detto prima, hanno imboccato direttamente la strada del digitale, della digital transformation, del 4.0, chiamatela come volete. È poco 25 però. È poco, perché poi abbiamo un 25-30 che, mi spiace dirlo, ma difficilmente potranno farlo per una serie di motivi: la dimensione, la mentalità, che so, dell'imprenditore che non vuole andare oltre un certo investimento o certe scelte, o non capisce di quanto utile sia questa cosa. Poi c'è una fetta, che è quella a cui ci rivolgiamo in questa fase, che sono quel 50-60% di PMI, che è la pancia molle, che è lì che è curiosa, viene a qualche convegno, partecipa, ascolta di qua, di là, si fa un'idea, ma non ha ancora deciso di investire veramente, di fare questa digital transformation. Si chiama transformation perché è una trasformazione dell'azienda. Ma che cos'è? Non è un ritocco dell'azienda. No. Questo è l'aspetto cruciale. Con un esempio concreto, che cosa vuol dire? Perché quando si parla di trasformazione uno dice subito, vede l'immagine dei soldi, degli euro che volano, perché una trasformazione è sempre impattante. Insisto, è rivedere i processi produttivi, non solo in una logica di ottimizzazione del processo, quindi miglioramento del processo, ma inserendo tutto quello che noi lo chiamiamo valore aggiunto, tipo la cyber security, l'e-commerce,
i sensori, analytics, i dati, cioè saper leggere i dati vuol dire che tu capisci i mercati come si stanno muovendo e profilare il cliente, i social che sono fondamentali per vendere i tuoi prodotti, insomma tutto quello che dà valore aggiunto al tuo prodotto. Quindi il tuo prodotto non va solo prodotto, ma vanno inseriti il valore aggiunto. Questo non in base a quello che pensa l'imprenditore che dice butto un po' di zucchero qui a velo, un po' di zucchero a velo dall'altra parte, ma su un approccio scientifico, tecnologico, competente, che è quello che stiamo cercando di portare con iCenter, rivedendo, ripensando, reingegnerizzando i processi produttivi. Questa è la partita dell'industria 4.0. Quindi chi prenderà questo tram, questo treno, fra 1, 2, 3, 5 anni si troverà con un'azienda trasformata e si troverà traghettato nel nuovo mondo. Chi non lo fa, dal mio punto di vista, rischia di stare fuori dalla competizione. In che modo però mantenere l'uomo al centro dell'attenzione? Quindi anche qua c'è è un passaggio ulteriore che però è già stato fatto, per cui... Ma allora l'uomo al centro tu lo hai perché rispetto a 2 o 3 anni fa abbiamo capito che la robotica da solo non basta, ma oggi parliamo di robotica assistita, cioè con l'uomo che accompagna il robot anche nella catena di montaggio, per esempio. Uomo al centro significa un approccio friendly, facile, l'abbiamo detto prima, delle app o delle altre cose, quindi non una cosa complicata, ma dove chiunque con 4 tocchi riesca a entrare, che so, e farsi la diagnosi della salute piuttosto che prenotarsi un'ora di palestra o di tennis, cioè, sto parlando delle cose banali di tutti i giorni. Ecco, questo è l'approccio con l'uomo al centro, cioè non avere una tecnologia scomoda, complicata, difficile, lontana, ostica, chiamiamola così, ma friendly, amichevole. Ecco. Allora, vediamo ancora altre tematiche che sono connesse con queste dopo la pubblicità, quindi tra poco.